Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici, benvenuti a tutti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo, pronti per tutte le ultime novità insieme alle stelle di Radio.0. Iniziamo subito con i nostri 12 segni. Ariete, il lavoro sarà al centro dei vostri interessi oggi, con precisione e grande cura dei dettagli perseguitelo, un vostro progetto porterà presto i primi frutti. Giornata focalizzata quella di oggi sulle incombenze quotidiane, ma anche sulla cura di voi stessi e dei vostri amici a quattro zampe. Toro, cambiando segno, la luna vi aiuta a recuperare il vostro centro. Occuparvi concretamente delle piccole cose di ogni giorno vi restituisce sicurezza, provare per credere. Giornata ideale poi per riunire gli amici intorno a una tavola imbandita, come solo voi sapete fare. Gemelli, un mercoledì di ordinaria amministrazione che porta l'attenzione su situazioni banali che rendete sopportabili con un pizzico del vostro sano umorismo. Avete bisogno di privacy, accettate serenamente che ogni tanto anche voi avete l'esigenza di uscire dalla mischia. Cancro, ritorno al presente, non è un film, grazie alla luna in Vergine che con il suo buon senso vi offre la possibilità di valutare realisticamente iniziative e progetti. Giornata di lavoro intenso per voi, ma gratificante, con tanto di complimenti e riconoscimenti pure da parte dei colleghi. Leone, finanze da tenere sotto controllo, il vostro tallone d'Achille, la tentazione irresistibile dello shopping, veloce e comodo. Gli slanci non mancano, in particolare in amore, tutto fa pensare che l'intesa però potrebbe essere migliorata con qualche tenera accortezza, provateci. Vergine, la luna percorre oggi il vostro segno indisturbata, sarà un piacere condurre a termine ogni faccenda con i vostri tempi e a vostro modo soprattutto. La logica poi è una guida affidabile, vi occupate delle cose pratiche provvedendo alle varie necessità. Bilancia, protagonista anche per voi la luna che oggi gioca a nascondino lasciando affiorare sottili emozioni. Desideri inconfessati e pensieri per il futuro tengono banco. Frase del giorno arriva oggi dal cantautore Leonard Cohen, su cui potete meditare. C'è una crepa in ogni cosa e da lì entra la luce. Scorpione, l'influsso della luna in Vergine si fa sentire come, soprattutto in ciò che è pratico e concreto, dalla cucina al bricolage tutto vi riesce a meraviglia. Il filo conduttore però oggi è il risparmio, sia in termini di energia sia di denaro, siatene felici. Sagittario, luna non troppo ben disposta nei vostri confronti, ma è solo causa del suo richiamo al dovere che vi crea un po' di disagio, non vi piace infatti che qualcuno ve lo ricordi. Ostacoli esterni riducono il raggio di azione, ma rimane invariata la vostra capacità di trovare soluzioni ingegnose. Capricorno, dall'elemento terra traete sicurezza e solidità, per questo la luna odierna vi mette a vostro agio, pochi grilli per la testa e moltissimi fatti. In famiglia come nel lavoro avete in particolare oggi la fondata certezza di aver spinto nella direzione giusta. Acquario, giornata monotona ma non da disprezzare per il suo apporto di concretezza che non tarpa affatto le ali ma ne migliora la tenuta e la consistenza, siatene quindi felici. Possibile resa dei conti dall'altra parte in senso strettamente economico, però accertatevi che tutto sia in ordine, eviterete così delle sorprese. E chiudiamo con i pesci. La luna in Vergine suggerisce di curare le relazioni con partner e soci. Tenete conto delle opinioni divergenti dalle vostre, allargano infatti la visuale, anche la vostra. Un conflitto poi può essere la miccia per una salutare chiarificazione, soprattutto se l'emotività non andrà a soffiare sul fuoco. Ed è tutto quindi anche per oggi, per questo mercoledì dalle nostre stelle e in nostra compagnia. Noi ci ritroviamo domani con tutte le novità. Una buona giornata a tutti e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0